Ritorniamo in diretta da studio con questa edizione straordinaria d'Antenna 3 in questo sabato speciale che dedichiamo per gran parte alla Dunata nazionale degli Alpini di Vicenza. Il sogno di pace degli Alpini, il motto di questa 95esima Dunata. Andiamo da Lucio Zanato in diretta con Nicoletta Rizzetto e con la fanfara d'Anconetta. Lucio. Sì, di nuovo buongiorno ai nostri telespettatori e anche a te. E quello che volevo raccontarvi è quello che noi stiamo cercando di raccontare in Alternativa dal Centro. Ci sono i colleghi che vi stanno raccontando la presenza degli alpini nel cuore della città. Teniamo di sottofondo perché sto non mi sa che... Ecco, sono lasciati prendere dall'entusiasmo. Ecco qua, boh. Avete sentito, no? Sono lasciati prendere dall'entusiasmo, dopo li facciamo suonare, ve lo garantisco, adesso hanno deciso di tenersi in sottofondo. Perché questo? Perché volevamo raccontare come una festa come quella degli Alpini, un'invasione pacifica di Vicenza, ci sia ovunque. Qui siamo spostati sostanzialmente rispetto al collegamento di 10 minuti fa, un quarto d'ora fa, ci siamo spostati di 1 chilometro e in 1 chilometro abbiamo trovato, buongiorno, intanto si presenti. Sono Mauro Buttigliero, sono il presidente della sezione di Pinerolo. Ecco, qui in quanti siete qui dietro a questa chiesa? Qui siamo 120, qui siamo 120 ma la sezione siamo 4.000 e gli alpini sono un po' ovunque, ma questa è stata la dimostrazione che siamo qua, abbiamo incontrato l'altra banda che è di Pordenone e i musici suonano insieme, quindi lo spirito è quello, ci hanno accolto come fossimo a casa, ma questo succede ovunque. Abbiamo fatto le cerimonie ufficiali, l'alzabandiera, l'onore ai caduti e anche la goliardia che tiene insieme gli alpini, perché gli alpini quando ci sono da fare delle cose importanti, belle, di solidarietà, sono presenti ma poi stanno insieme anche a cantare, a suonare e coinvolgono quello che è la gente, gli alpini in mezzo alla gente e la gente in mezzo agli alpini, quello che sta succedendo qui, grazie alla loro disponibilità e ospitalità e di tutta la gente di Vicenza. Io credo che Vicenza è una bellissima città, con gli alpini è ancora più bella. Ecco, avete sentito, quindi c'è questa condivisione. Ora siamo con il padrone di casa, si presenti. Buongiorno, sono Walter Moresco del gruppo Alpini Anconetta. Noi abbiamo organizzato questa kermesse per 8 gruppi, abbiamo 500 alpini qua ad Anconetta, sono 8 gruppi diversi. E niente, tutto sta andando per il meglio, è una grande festa e siamo molto contenti perché tutto sta riuscendo per il meglio. Hanno suonato una banda di Pinerolo stamattina, perché abbiamo qua anche la banda di Pinerolo, adesso sta suonando la banda di Pordenone che sono accampati qui su una palestra. Ecco, logisticamente parlando però un bel impegno per voi. Sono mesi che stiamo lavorando proprio perché tutto riesca al meglio. Ci sono anche molte donne, perciò abbiamo dovuto provvedere sia per gli uomini che le donne, abbiamo cercato di fare al meglio tutto. Come sempre, come fanno gli alpini, la logistica è fondamentale. Questo è il nostro motto. Lei dove ha fatto l'alpino? A Santo Stefano di Cadore. Quando? Nell'80. Vuole salutare qualcuno che sicuramente ha visto? Saluto tutti i miei commilitoni, assolutamente, e poi viva gli alpini per tutti uguali. Senta, invece dove ha fatto lei il servizio? Io ho fatto il servizio nella NATO, nella 40esima batteria, quindi ho fatto... Artigliere. Un artigliere, e il mio incarico era quello di radiofonista, perché io conoscendo le lingue poi mi hanno trasferito nella NATO, sono stato in Turchia, sono stato in Belgio, sono stato in Norvegia e poi sono tornato a Susa e poi a Pinerolo. Senta, quanto orgoglio portare questo cappello in giro per il mondo. Cosa significa portare il cappello d'alpino in giro per il mondo quando ti vedono con questo cappello? Allora, io ho avuto la fortuna di fare anche il vicepresidente nazionale e sono stato in tanti luoghi, sono stato in Russia, a Rosso, sono stato anche all'estero. All'estero gli alpini hanno comunque rispetto, ma sia professionale, cioè quando gli alpini in armi, ancora oggi i nostri alpini di Pinerolo sono in Libano, quindi hanno una professionalità riconosciuta ovunque, ma lo era anche allora quando noi eravamo alpini di leva e ci confrontavamo con i professionisti. L'ANA poi è ancora una cosa diversa, nel senso che l'ANA ha oltre all'orgoglio anche la responsabilità di quello che hanno fatto gli alpini in tutti i ruoli nei 100 e passa anni di storia, nei piccoli borghi o nelle grandi città, nelle piccole cose che possono essere il portare gli auguri ai nonni a Natale, come in quelle grandi che sono il terremoto del Friuli, l'asilo, i momenti di difficoltà. Gli alpini rispondono sempre pronti, ma noi oggi abbiamo questa grossa responsabilità di ciò che hanno fatto non solo coloro che hanno donato la vita in guerra perché possiamo vivere in modo migliore, ma quello che hanno fatto i capigruppo, coloro che hanno girato la polenta, che hanno costruito i monumenti, che in ogni luogo tengono insieme le società e le popolazioni.
Grazie, devo dire che insomma abbiamo raccontato questa alpinità qui all'Anconetta, giusto per dire che la festa non è solamente in centro. Adesso facciamo vedere, Nicoletta, chi c'è qui con i gagliardetti e tutto il resto, però ci avviciniamo ai pordenonesi. Maestro, eccoci qua. Allora, è il vostro momento. Adesso abbiamo ottenuto di sottofondo. Intanto, di dove siete? Di preciso, Pordenone. No. Noi sì, siamo di Pordenone, di Bagnarola, di Sesto Reghena, quindi provincia di Pordenone. Sì. Ecco, quindi dopo salutiamo. Poi ci sono anche aggiunte degli amici qua che li abbiamo trovati strada facendo. Comunque ci sono inquadrati sì, e sono pronti certo. a suonare, perché quando gli alpini si inquadrano tutti assieme si marcia assieme. Si marcia assieme, esatto. Anche sotto profilo musicale. Certo, la musica sicuramente ci unisce e ci rende tutti fratelli in qualche maniera. Allora Lina, a questo punto noi sentiremo insieme un brano e poi ti restituisco la linea. Che brano ci fate sentire? 30 Sold. Bene, via. Le strade verdi van sul spezzare, senza volare, andando cammini da spasmare, e noi manco la vita saleremo mai, perché. Ecco, avete sentito, adesso sentiamo ancora di sottofondo il coro, però noi dobbiamo ridare indietro la linea e quindi a te linea, pronti per riprenderla durante questa grande festa degli alpini qui a Vicenza. Grazie Lucio, grazie Nicoletta, grazie agli alpini che hanno suonato e cantato per noi in diretta. Adunata degli alpini, salutata da un evento particolare. Vediamo se prima di andare da Ferdinando Garavello la regia riesce a mostrarci le immagini di questa che secondo gli esperti è stata una tempesta geomagnetica polare, una sorta di aurora boreale che si è vista anche nelle nostre zone. Ringraziamo per queste fotografie che sono di Carlo Guadagnini, Davide Busetto, il meteo di Bassano, Meteo Clari, insomma quel che abbiamo trovato anche nel web, perché in tantissimi hanno postato le loro immagini. Tempesta geomagnetica, fenomeno rarissimo a queste latitudini che potrebbe durare ancora, quindi visto che beneficiamo di bel tempo e di cieli limpidi in questo fine settimana, anche stasera nasi all'insù, perché potrebbe essere che si ripresenti, quindi staremo a vedere. Di certo uno spettacolo magnifico, uno spettacolo che non ci aspettiamo naturalmente nelle nostre zone, nelle nostre latitudini, visto sul Grappa, visto sul Cansiglio, ma anche dalle pianure, per cui davvero spettacolare. Ecco qua le immagini. Allora adesso
Abbiamo detto torniamo da Ferdinando Garavello, eccolo qua, ancora gli accampamenti alpini insieme a Edoardo Alberti. A te. Non va, meno male. Noi qui non abbiamo l'aurora boreale, ma abbiamo un altro tipo di spettacolo e chiediamo agli alpini se ce lo fanno vedere, perché ci stiamo facendo un po' guidare dal naso. Prego. Ripeto, non è l'aurora boreale, ma è uno spettacolo di un altro tipo. Ripeto, noi ci facciamo guidare un po' dal naso e dalla musica di questi accampamenti, di questi campi. Adesso c'è il momento di quiete, tutti si stanno preparando per mangiare, ma insomma la festa va avanti da un bel po', e noi chiediamo allora a questi alpini di raccontarci chi siete, da dove venite e come sta andando questa dunata. La dunata va benissimo, molto bene. Il tempo ci assiste, noi veniamo dalla Valle Camonica. Cosa volete di più? Lo spiedo è quasi pronto, vino ce n'è, felicità. Come è andata questa dunata finora? Da quando siete qui? Da ieri sera. Quindi poco? Sì, poco. Però la stiamo godendo. Avete già visto Vicenza? Eccezionale, organizzazione eccezionale, bravi, città piccola, accogliente, merita, veramente merita. Ecco, questo è quello che dicono un po' tutti gli alpini che abbiamo incontrato. Vicenza forse un po' una sorpresa, perché non è tra le città più conosciute del Veneto. Magari chi viene da fuori regione ha più in mente Venezia, magari si va Verona. Verona è molto portata per chi sta di là del Garda, ma Vicenza è un piccolo gioiello, quindi emozione nello sfidare in questa città domani. Sicuramente sì, e fate tifo, che noi ci siamo. Allora, loro ci saremo anche noi. Ricordiamo ai nostri telespettatori, saremo in onda fino a stasera alle 23:30 e domani tutto il giorno per raccontare. Però prima di lasciare i nostri amici gli chiediamo, visto che si è fatta una certa, come si suol dire, qual è il menù di oggi? Oggi abbiamo del salame locale come antipasto, abbiamo il nostro spiedo bresciano, ok, fatto col cuore. Apriamo una parentesi, che cos'è lo spiedo bresciano, visto che siamo qua, spieghiamolo. Abbiamo il nostro cuoco, vieni un attimo, vieni un attimo. Allora, visto che è stato nominato lo spiedo bresciano, vogliamo capire che cos'è lo spiedo bresciano, che cosa ha di particolare. Lo spiedo bresciano che ha di particolare è la modalità di cottura, che viene fatta a basse temperature, e quindi abbiamo capito, cioè l'abbiamo messo su stamattina alle 7, lo tireremo giù fra un'oretta, quindi 6 ore di cottura, temperatura dagli 80 gradi le prime ore, per poi salire fino ai 100-110 dell'ultima ora. Viene bagnato col burro, il burro lo rende morbido e fa sì che la carne non si secchi e rimanga proprio morbida all'interno. Una volta finito col burro, l'ultima ora lo laviamo. Oggi lo laviamo con una vodka particolare per dargli un po' di sapore dolce. Asciugata la vodka, un'oretta di braci belle ardenti, serviamo, mangiamo con la polenta e l'intingolo e fiumi di vino. Ecco, ma scusate, dove le avete trovate le braci? Ve le siete portate da casa? Le braci le abbiamo portate ovviamente da casa, legna dei nostri boschi, fatta con le nostre braccia, perché noi siamo abituati a lavorare. E a divertirci. Se non è organizzazione questa, allora adesso abbiamo fatto anche l'angolo della cucina alpina con lo spiedo alla bresciana. Se riusciamo a stare qui per quando lo aprono, bene, se no ce ne porteremo un gran bel ricordo. Andiamo in pubblicità. Esatto, Ferdinando, grazie, ci stai facendo venire fame. Andiamo in pubblicità allora velocemente e poi torniamo subito da Omar Costantini. Eccoci qui di nuovo in diretta da studio con questa edizione straordinaria di oggi che dedichiamo al sabato della Dunata degli Alpini, iniziato ufficialmente ieri. Oggi tanti eventi, città che si sta riempendo davvero di gente. Domani mattina, vi ricordo, dalle 7 la lunga diretta di Antenna 3 per la sfilata di questa 95esima Dunata. Oggi diretta altrettanto lunga, interruzione solo per i telegiornali, andremo avanti fino a sera tardi. Andiamo in diretta da Omar Costantini, che è
in centro a Vicenza insieme al nostro Tommaso Migota. Omar. In diretta da Corso Palladio abbiamo gli amici di Zoppola, sezione di Bannia di Fiume Veneto, di Bannia di Fiume Veneto. E là invece abbiamo Zoppola. Lì è Zoppola, gli amici di Zoppola hanno di Bannia famoso perché ha fatto lo stampo dei panini, del pane fatto per gli alpini. Bello, io devo dire, io sono anche un ex comico di Zelig, è bello anche i comici che fanno parte e hanno vissuto l'era degli alpini. Ho fatto l'alpino Venzone, per cui... Però là non faceva il comico. Non facevo ancora il comico, ero già alle prime armi comunque, bene. Devo dire che il Veneto, l'anno scorso eravamo a Udine, il Veneto si dimostra sempre la regione principe su questi eventi. Sempre il numero uno. Sempre il numero uno. Bene, adesso dove sta andando? Verso est o verso... Non so neanche dove sono, se sono in centro, da che parte sia di Vicenza, comunque devo andare sulla zona dove c'è l'accampamento di Bannia. Bene, complimenti e speriamo che la ritrovino. Grazie a voi, buona giornata. Grazie a lei. Allora sentiamo l'amico di Zoppola. Giacomo Obici, è un cognome che è tutto particolare perché Obici alpino, ci sta. Sto vedendo tuttora la manifestazione, anzi ho visto ieri sera presso la vostra rete, quindi tanto di cappello come direbbe un alpino, e ci sta. E niente, un augurio a tutti quanti gli alpini presenti, perché è sempre una bella evocazione per tutti noi alpini e soprattutto chi ci crede. È un corpo particolare che si è sempre fatto in quattro per situazioni gravi, non gravi. Cosa dirvi ancora, ragazzi? In bocca al lupo a tutti, buona giornata, abbiamo il sole, quindi meglio di così cosa chiedere. Bene, complimenti, grazie anche a lei. Vediamo il signore qua. Allora io volevo ringraziarvi per quello che avete fatto quest'anno nella vita degli alpini, cioè creare quella specie di passaggio dopo i telegiornali. I miei bambini dicono: papà, no, guarda che stanno facendo gli alpini, ma tu vai, sì che vado, domani li porto qui anche loro. Bene. Quindi siamo qui per portare avanti questa forza che teoricamente non c'è adesso, perché non ci sono più le leve, no? E ora bisogna insistere e continuare anche con le forze passive. Da dove arriva lei? Da Malo, Vicenza. Bene. Buona donata. Grazie a voi, saluti, bravi. Bene, andiamo a vedere altre persone che stanno passando. Buondì, da dove arriva? Da Cuneo. Da Cuneo. Come sta andando? Bene, molto bene, bellissimo. Contento, la vedo. Sì, siamo già arrivati giovedì, stanchi, ma proprio veramente... Per modo di dire, dai. Stanchi nel senso perché è una sfacchinata, poi dormire poco, tanta festa, però proprio bella. Buon proseguimento. Grazie, allora. Grazie anche a lei. Vediamo il signore qua da dove arriva. Buondì. Buongiorno, da dove arriva? Sezione di Genova, Chiavari. Bene, da Genova. Come sta andando questa Dunata 2000? Bene, c'è molto spirito alpino, c'è molto entusiasmo, c'è la voglia di stare assieme, che è quello che ci contraddistingue. Ritrovare vecchi amici, è un momento di amicizia, un momento... Come? Io sono stato ufficiale e sono uscito sottotenente della scuola militare alpina d'Aosta, sono stato al battaglione Mondovì in Carnia, Paluzza, Paolaro, poi in Piemonte da ufficiale istruttore, poi ho fatto 2 richiami alla Tridentina, uno a San Candido, battaglione Bassano, e un altro da capitano alla Brunico, al battaglione Trento. Quindi siamo una grande famiglia, abbiamo le stellette e le fiamme verdi nostre nel cuore, è un momento di grande gioia. Buona donata. Grazie infinite. Bene, allora grazie anche a lei per quello che state vedendo. Da dove arrivate di bello? No, niente, ha detto che di no, vediamo qua. Buondì, da dove arriva? Provincia di Vicenza. Bene, e siete qua allora? Sì. Come sta andando? Molto bene. Dove ha svolto il servizio? A Tai di Cadore. Si è divertito, diciamoci la verità. Insomma. Si impara, no? Sì, si impara, sì. Da noi si dice bisogna dare una sveade. Bene. La signora invece cosa dice? Io sono accompagnatrice. Guida lei, immagino. Sì, dopo sì. Lei guida, invece lui fa il resto. Sono solo libero io. Libero professionista, Sì. così, battitore libero, insomma. Però la signora controlla. Certo, sicuramente. Grazie, buona donata anche a voi. Allora vediamo altre persone, vediamo Buondì. Buongiorno. Da dove arriva? Piemonte, Pirolo. Che anno ha svolto servizio? Nell'89. Dove ha svolto servizio? Torino. Si è divertito, immagino. Certo. Tornerebbe indietro a rifare di nuovo i 365. E come vede a Vicenza e Vicentini.
Brava gente qua, ma sempre tosti. Disponibili, bravi, buon, grazie di tutto. Buona giornata anche a lei. Vediamo il signore qua, Bondi, scuola, campo scuola Paluzza. Sì. Ecco, si mette a favore di camera. Sì, io ho fatto il campo scuola dei ragazzi, ho avuto molta soddisfazione, no? Perché veramente ho trovato i ragazzi partecipanti, essendo anche degli istruttori molto preparati, e alla fine i ragazzi vengono a ringraziare perché hanno vissuto 15 giorni di vita diversa di quella che è usuale, un po' la noia diciamo, perché lì lavorano molto, li facciamo lavorare dalla mattina alle 7 che è l'alzabandiera fino alle 7-8 di sera e senza telefonini, perché li vengono portati via, dati a disposizione la sera. Però è come essere da militare, alle 11 ecco, stanno a letto. Comunque io anche quest'anno le farò perché sono del Friuli. Da dove arriva lei? Da Udine. Proprio di Udine. Udine. Ecco. Da cittati, insomma. Sì, Cussignaco. Cussignaco non è Udine, attenzione, che dopo mi viene in Urelli, so già bene. Beh, allora se si in Furlans, ecco, sì. Però siamo a San Pietro al Natisone e abbiamo, come dico io, il terzo anno che lo faccio, una bellissima esperienza. Ecco. E sai, fai frost perché si mette un po', no? Che si svegli? No, cambi in modi vivi e vivi veramente che è il momento. Ecco, perché come che dici, io faccio in lavorare perché sono impegnato tutto il dì a fare a imparare, ecco, e a vivere le vite che vivevi noi quando vi fate il militare, imparare a dire di sì anche quando le no, accettare il negativo. E che roba Sky serve? Sì, un lavoro. Grazie, complimenti signor? Anselmo. Anselmo si vede a Cusignacalo, che torni a Udin. E che tornerei a passare il Piave. Avanti. Allora, continuiamo nella nostra tour, vediamo. Bologna Monzese. Sezione di Milano. Bene, come sta andando questa tour? Tutto bene, quando c'è la donata sempre cose belle. Ecco. Si diverte sempre? Si diverte sempre in maniera sana e genuina. Bene, adesso vedo che stava andando verso Razione K. Sì, sta andando verso il centro del gruppo storico Bassano di cui faccio parte. Bene, buona donata. Grazie allora. mille. Il signore qua da dove arriva? Buondì. Da Biella. Da Biella. Che ospitiamo la donata il prossimo anno. Allora lei riceverà la stecca a fine. Proprio lei? No, proprio io no. Comunque il nostro gruppo. Certo, si sta divertendo, immagino. Tantissimo, Vicenza è sempre bella, e guardiamo solamente il numero di gente che c'è, è fantastico, bello. Complimenti e buona donata anche a lei. Continuiamo, prima di ripassare la linea, proprio 2 battute al volo. Eccoci qua, signora, buongiorno, da dove arriva? Buongiorno, da Torino. Da Torino? Sì, sono la madrina della sezione però di Mondovì e quindi sono qui con i miei alpini, figlia di un generale decorato di Croce di Guerra al valor militare. Io la vedo più maresciallo d'Italia. Quindi, quelle grandi. sì, io generale del corpo dell'armata con incarichi speciali, perché sono anche la madrina comunque della sezione di Mondovì. Immagino si stia divertendo. Moltissimo, moltissimo, è la mia vita. E invece il generale di brigata cosa dice? No, io sono della sezione di Cuneo, ma non sono... Attendente. Niente, soldato semplice proprio. Sono soldati semplici quelli che lavorano? Sì. Sì, lei bene. La truppa. La truppa. Bene, complimenti, vediamo ancora Friul. Buondì, di là. San Vito al Tagliamento. San Vito al Tagliamento abbiamo. San Vito al Tagliamento è stato un momento arrivare. È vicino a Pordenone comunque. Io sei anche a Furlan. Ah sì? Beh, no. Non si sente a Parauli. E andate anche qui. Ecco. E sono tanti che voi si sta divertendo. Spettacolo. Bene, la signora cosa dice? Bellissimo. Bellissimo? Bellissimo. Ma ogni idea che roba che Ben, a stare sbiel, guarda, perché è una riunione veramente stupenda. Dagli parlargli, come si dice, un po' di vita, è bellissimo, guarda. Fa capire ai giovani, insomma, che... Poi io di tanta gioventù, che sono col capiel di alpina, è bellissima io. La pluma è sempre dritta. Sempre dritta, bravo, non bravo. Non lei fa servizi? No, io non è. Però dice, alpino... Al massimo. Bene. Perché è un corpo che merita. Ecco, complimenti anche a Gualtris. Ciao. Allora, stavamo chiedendo con la signora, proprio al volo. Mi dica. No, dicevo, abbiamo beccato un gruppo di friulani. Sì, certo, ma sono favolosi i friulani. Devo dire che ci hanno accettato proprio con il cuore. Io tutte le donate che ho fatto Veneto, Friuli, sono state stupende.
Bene, complimenti e buona donata a lei, signora. E la signora? Io sono qua. Allora abbiamo l'attendente, il Evidente e il generale. No, è già lei, generale. Ma siamo sorelle gemelle. Allora... Quindi lo stesso papà. Quindi di conseguenza siamo qua e sfidiamo con papà. Bene, complimenti. Portiamo sempre il papà con noi. Ci mancherebbe. Buona donata. Grazie, grazie. Allora, proprio direi che possiamo ripassare anche la linea agli altri colleghi. Continua. Adesso siamo a Antenna 3. Ecco, il bello della diretta è questo, perché ci chiedono come vai, io ripasso la linea allo studio perché giustamente andiamo a sentire anche gli altri colleghi che sono presenti in questa grandissima lunga diretta e continuerà fino alle 23:30 perché il fiume scorre come il vino. A voi studio. Fantastico Omar Costantini con Tommaso Migot, poi bellissimo sentire il friulano, no? La grande famiglia anche di Media Nord-Est che ha i colleghi di Udine e oltre ai triestini naturalmente, ma i nuovi colleghi di Udine che si sono davvero non solo ben ambientati ma sono un più che diamo in questa adunata fantastico. Allora noi andiamo a sentire un altro grande vecchio alpino, il nostro Giancarlo Gentilini, trevigiano in questo caso, lo sceriffo Gentilini, storico sindaco di Treviso, era in diretta con le reti Media Nord-Est ieri sera da casa sua con la nostra Edi Caliman e con Francesca Pezza. Andiamo a sentire il suo augurio per gli alpini. Io ho cominciato le adunate nel 58, pensatevi, ero universitario, sono andato sotto con il terzo 34 e ho seguito quasi tutte le adunate, salvo qualcuna che è saltata. Ma comunque era una carica vitale che sai, quando finiva l'adunata si aspettava la prossima con un desiderio, una voglia grandissima di essere in mezzo agli alpini, perché in mezzo agli alpini vuol dire essere in mezzo a persone cariche di umanità, di amore e di affetto per tutti quelli con cui vai assieme. Ecco. Qual è il ricordo più bello della dunata? La dunata secondo lei più bella che ha vissuto e il ricordo più bello? Io ricordo benissimo le adunate di Treviso. Una l'ho scansata perché è stata nel 94 e io sono diventato sindaco 3 mesi dopo, ma erano una iniezione che mi dava la carica vitale per arrivare fino all'altra adunata. Ecco, immagazzinavo una carica e questa è la natura degli alpini. Vogliamo sempre portare avanti e trovare le energie per essere sempre in mezzo agli alpini, in mezzo al proprio popolo, perché gli alpini sono quelli che amano il popolo e amano il territorio. Le chiedo di farci vedere la penna del suo cappello, perché ci raccontava una cosa curiosa prima, non è una penna qualunque quella che ha nel suo cappello, vero? Carissimi amici, questa è una penna d'aquila che mi è stata donata da un cittadino austriaco il quale aveva ucciso un'aquila, perché io non sono abituato a mettere le penne delle galline, dei tacchini, eccetera. Io sono nato un alpino e l'alpino deve avere le penne delle aquile, perché io credo che l'aquila domina dall'alto e ogni tanto quando deve colpire e quindi la mia penna ha colpito nella vita mia di sindaco e tutto quanto. Assolutamente ho avuto le guardie del corpo perché ero pericolosamente vessato, ma la penna d'aquila dell'alpino mi ha sempre salvato. Io ho sempre detto che io stramaledico tutti coloro che hanno eliminato il servizio di leva, perché era una grande maestra di vita e io l'ho toccata con mano, perché nel mio gruppo Lanzo del 6° Reggimento di Artiglieria da Montagna avevo dei pastori di diverse parti che non sapevano né leggere né scrivere, però quando sono andati, hanno finito la naia,
sapevano leggere, scrivere, avevano un mestiere, eccetera. Era una scienza di vita che portava personaggi che non avevano mai visto neanche un treno, che li portava nel consesso mondiale, nel consesso della città, nel consesso della sua nazione. Grande maestra di vita. Un abbraccio a tutti, buona adunata e ci rivedremo, a Dio piacendo, alla prossima. Così il nostro Giancarlo Gentilini, 94 anni, verso i 95 ad agosto, che è stato nostro ospite. Allora torniamo sul Ponte degli Alpini a Bassano con il nostro Alex Giuliano. Alex, a te. Rieccoci sul ponte. Come potete vedere l'entusiasmo non è scemato, qualcuno è andato a fare merenda, però insomma sono ancora centinaia e centinaia le penne nere che stanno riempiendo il passaggio qui sul Ponte degli Alpini. Questo è il loro ponte. Noi adesso siamo in compagnia non solo di alcuni alpini del Sudafrica che tra poco ci racconteranno un po' la loro storia, ma prima, come sempre, visto che questa è una festa, un bel coro dedicato ai nostri telespettatori di Antenna 3. Pronti? Partiamo! Non ti ricordi quel mese d'aprile, quel lungo treno che andava al confine, che trasportavano migliaia degli alpini. Su correte, è l'ora di partire, che trasportavano migliaia degli alpini. Su correte, è l'ora di partire. Dopo 3 giorni di strada ferrata ed altri 2 di lungo cammino, siamo arrivati sul Monte Canino e a ciel sereno ci tocca riposare. Siamo arrivati sul Monte Canino e a ciel sereno ci tocca riposare. Se avete fame, guardate lontano. Se avete sete, la tazza alla mano. Se avete sete, la tazza alla mano, che ci rinfresca, la neve ci sarà. Se avete sete, la tazza alla mano, che ci rinfresca, la neve ci sarà. Gruppo Pontremoli della sezione di Parma, grazie, grazie. E qui adesso abbiamo, come vi dicevo, gli alpini del Sudafrica. Intanto raccontateci, presentatevi e soprattutto raccontateci un po' la vostra storia. Sì, qua lui che è il intanto presentiamoci. Gigi Galimberti. Dario Giacomelli, no? Sì,
Sono iscritto con la sezione del Sudafrica, però in realtà provengo dallo Zambia, lì non c'è la sezione. Ma gli alpini non hanno confini? Gli alpini sono un mondo, no? Tutti insieme, quindi Sudafrica oppure Ponte Bassano è una cosa meravigliosa. Ogni modo, sì, gran parte della mia vita l'ho passata in Zambia, no? Sempre con una mente al ritorno alle mie origini. Io provengo dalla provincia di Belluno, no? Ogni tanto devo venire a mettere i piedi qua in Italia e questa della festa degli alpini è una delle migliori occasioni per venire a calpestare nuovamente il suolo italiano. Che cos'ha di speciale questa adunata? Perché si sente veramente tanto, questa è una delle adunate più sentite dallo spirito alpino. Sì. Beh, l'ha detto lei, no? È l'alpinismo, è l'alpino, non ci sono spiegazioni, non puoi dire questo o l'altro. Qua è l'adunata degli alpini. Casa nostra, da sempre, da quando ci hanno messo questo cappello, non ce lo vogliamo togliere più e forse è dentro qualcosa che ci identifica nel bene e nel male o quello che è, ma siamo noi alpini che siamo sempre alpini. Alpini non si smette mai di esserlo, giusto? Lo spirito alpino è immortale. Come potete vedere, insomma, noi ringraziamo i nostri amici dal Sudafrica e il ponte un pochino si sta svuotando perché, come vi dicevo, adesso è ora di fare merenda, però sono tante le cose da raccontare, questa giornata è lunghissima, non mancheranno insomma altri cori, altri caroselli, tantissime emozioni perché Bassano oggi sembra veramente unita in un tutt'uno con Vicenza. Tantissimi ci dicono l'adunata sembra qui, insomma, quindi una giornata da seguire minuto dopo minuto. Noi restituiamo la linea allo studio. Grazie Alex, grazie a Renzo Rigon, assolutamente, poi Bassano l'hanno detto, gli alpini, tappa immancabile. Andiamo in pubblicità adesso, torniamo tra pochissimo. Eccoci qui, ritorniamo in studio per la lunga diretta di Antenna 3 da Vicenza, diretta che riprenderà da Vicenza alle 13. Adesso apriamo una parentesi sulla cronaca di queste ore, andiamo sull'home page del Gazzettino che dà conto in apertura di un maxi sequestro di 300.000 euro a un'impresa edile, 1 milione non dichiarato per sottrarsi all'erario, operazione della Guardia di Finanza come vedete nelle immagini. Gazzettino che torna sul dramma che si è svolto tra Mestre e Noale nel veneziano, denuncia l'aggressione dell'ex, lui si uccide, la donna che riferisce ho lottato per salvarmi, mi fa soffrire chi mormora che è morto a causa mia, il lavoro insieme in Veritas, l'azienda per la raccolta dei rifiuti nel veneziano, la relazione finita e quelle chiavi mai restituite. Il ministro Nordio, il trevigiano Carlo Nordio, ministro della giustizia che abbiamo visto in questi giorni proprio al G7 della giustizia e al congresso dell'ANM oggi, l'Associazione Nazionale Magistrati, l'indipendenza della magistratura non è un principio negoziabile, è tornato a ribadire il Guardasigilli. Da Padova la storia di un detenuto che si è laureato proprio in carcere diventando ricercatore dell'università. E qui nelle notizie che vedete concentrate in queste 3 fotonotizie, in particolare da Bolzano, eccolo qua, schianto mortale sulla A22, vittima una mamma, viaggiava in auto con 3 figli. E poi lo studio della CGA di cui vi daremo conto tra pochissimo, Nord-Est, record di tir sulle autostrade in A4 Milano-Venezia, il doppio rispetto alla Torino-Milano, soffocati traffico e inquinamento, sta di fatto che Venezia, Milano e Bologna a quanto pare sono le nuove capitali, il nuovo triangolo dell'economia. La cronaca di queste ore, andiamo a Loria, provincia di Treviso, siamo nella Castellana, automobilista investe un 16enne in bici e scappa, si è sfiorata la tragedia nella serata di ieri a Bessica di Loria con un 28enne che è stato subito individuato. Un giovane ciclista investito da un'auto con il conducente del mezzo che si dà alla fuga e poi viene individuato dai carabinieri. È il bilancio di quanto accaduto ieri sera attorno alle 19:30 a Bessica di Loria in via Cantoni. Un sedicenne che stava pedalando in sella alla propria a 2 ruote è stato centrato da una Peugeot 208 guidata da un 28enne del posto. Il conducente, secondo una prima ricostruzione, al posto di fermarsi ha proseguito la propria corsa venendo successivamente rintracciato grazie alle indagini eseguite dai carabinieri
carabinieri della compagnia di Castelfranco al lavoro per i rilievi di quella che poteva essere una tragedia. Il ragazzino, soccorso dal 118, è stato elitrasportato all'ospedale Caffoncello di Treviso in condizioni serie. Il guidatore è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso. Questa è anche la giornata dell'ultimo saluto a Michael Boschetto, il 31enne ucciso con una coltellata dal vicino di casa 2 settimane fa a Villafranca Padovana. La chiesa di Taggi di Sopra era troppo piccola per contenere tutti gli amici accorsi per questo addio. È il sorriso di Michael Boschetto, il cappello di paglia calzato in testa, la felicità dipinta sul volto baciato dal sole e la scritta "Piccolo Bosche, cappello di paglia, viaggia verso il grande blu" ad accogliere la famiglia e gli amici nel lungo giorno dell'ultimo saluto. L'affetto verso il 31enne ucciso da Giacomo Friso 2 sabati fa all'alba, con una coltellata al fianco al termine di una violenta lite scoppiata tra i due, traspare tutto dai 2 cartelloni che vegliano tutta la celebrazione funebre. In quello rosso le foto di Michael si susseguono. Nella scritta "Starai giocando a briscola con i tuoi cari", una delle passioni del giovane. È troppo piccola la chiesa parrocchiale di Taggi di Sopra per contenere la famiglia e gli amici del 31enne. Tanti aspettano l'uscita del feretro sul sagrato. La bara coperta di rose blu e gialle, di margherite bianche, a Michael, ai suoi genitori, alla fidanzata Blen, le parole di conforto di Don Francesco Frigo, parroco dell'unità pastorale di Villafranca Padovana. Nessuno è sbagliato, ricorda il sacerdote nell'omelia. L'ultima parola per Michael sia resurrezione. Gli amici conserveranno il tuo sorriso. Vai in pace. Il silenzio e le lacrime accolgono l'uscita del feretro di Michael Boschetto dalla chiesa consacrata ai santi Cosma e Damiano. In tanti fanno una carezza sulla sua bara, in tanti si stringono alla sua famiglia. L'indagine sulla tragica morte che ha spezzato la sua giovane vita va avanti. In carcere dovrà risponderne Giacomo Friso. Dopo la cremazione, Michael Boschetto riposerà nel cimitero di Villafranca Padovana. Questo dunque l'ultimo addio al 31enne morto così tragicamente. Rimaniamo nel Padovano. Primi 2 casi di febbre dengue. Si tratta di una coppia di San Giorgio delle Pertiche appena rientrata da un viaggio in un paese tropicale. Vive a San Giorgio delle Pertiche la coppia rientrata da un viaggio ai tropici, risultata positiva alla febbre dengue. È il primo caso nel Padovano nel 2024 di questa malattia di origine virale che presenta sintomi parainfluenzali, caratterizzata da febbre alta e importanti dolori alle articolazioni. Tempestiva la diagnosi per i 2 viaggiatori, per cui non è stato necessario il ricovero. Fondamentale il contatto con il medico e l'attivazione del sistema di igiene pubblica per evitare che la malattia di importazione possa diffondersi. La nostra preoccupazione è quella per impedire che ci siano dei casi secondari, quindi della diffusione della malattia nel nostro territorio, e che chi tornasse da un paese tropicale con questa sintomatologia si rechi con fiducia dai medici curanti, in maniera che si possa fare una precisa diagnosi e intervenire anche non solo con le cure ma anche con gli interventi di sanità pubblica, perché per evitare la diffusione della malattia è importante sia creare un'area di rispetto di circa 200 metri intorno all'abitazione in maniera che le zanzare vengano abbattute in quel perimetro, e anche per dare alcune indicazioni di adattamento locale tipo le zanzariere, in maniera che le zanzare non possano pungere e quindi la malattia non passi anche ad altri. Nell'area di 200 metri dall'abitazione di residenza della coppia, come previsto da protocollo, è stata effettuata la disinfestazione. Una malattia di origine virale, la febbre dengue, caratterizzata da 4 virus molto simili, DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4, trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare che hanno a loro volta punto una persona infetta. Malattia conosciuta da oltre 2 secoli, la dengue è particolarmente presente durante e dopo la stagione delle piogge nelle zone tropicali e subtropicali di Africa, Sud-Est asiatico e Cina, India, Medio Oriente, America Latina e Centrale, Australia e di diverse zone del Pacifico. Ricordiamo per queste e per altre malattie trasmesse da zanzare di ricorrere sempre ai repellenti cutanei, cioè quegli spray, quei liquidi che allontanano le zanzare. Una forma di prevenzione fondamentale anche per altre malattie trasmesse da zanzare come il virus West Nile.
Molte altre notizie come sempre nel corso dei telegiornali di stasera, allora rimanete con noi perché adesso ci sono le previsioni del tempo come sempre, un breve stacco e ritorniamo subito in diretta dalla Dunata degli Alpini perché dalle 13 partirà la nostra lunga diretta che ci porterà fino ai telegiornali e poi riprenderemo stasera fino a tarda sera da Vicenza. Allora torniamo tra pochissimo, adesso le previsioni del tempo. Salvadori Agricoltura, piante, giardino, animali, orto, casa. Ci trovi a Lancenigo di Villorba, a pochi metri dall'uscita Treviso Nord. Bentrovati al meteo. Anticiclone in rinforzo, tempo asciutto e stabile nel weekend. Vediamo dunque insieme il dettaglio di sabato 11 maggio. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata da un ampio soleggiamento, con cielo sereno o al massimo velato, insomma nulla di particolare da segnalare. Temperature stazionarie e gradevoli, minime tra 10 e 16 gradi, massime comprese tra 23 e 25 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole, cielo sereno salvo per qualche addensamento pomeridiano sui rilievi, ma in genere senza precipitazioni associate. Temperature minime tra 14 e 15 gradi, massime sui 23-25 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Dopo il dissolvimento di locali nubi basse il tempo sarà abbastanza soleggiato. Temperature minime sui 12 gradi, massime intorno ai 25-26 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Salvadori Agricoltura. Scopri il negozio completamente rinnovato. Da 70 anni ogni cliente è parte della famiglia.